Va ora in onda la rubrica Ozonoterapia a cura del dottor Leonardo Pentivolpe. Buongiorno. L'argomento di cui vorrei parlare stamattina è un argomento molto complesso che richiederebbe tempo e richiederebbe anche molta attenzione da parte vostra, che credo in ogni caso mi venga data. Il titolo di questo incontro è Intestino e malattia. Sembra un titolo strano, però dobbiamo evidenziare che sempre più, io ho preso lo spunto per questo argomento perché ieri leggevo un giornale di medicina, esattamente la medicina biologica è il titolo di questo giornale, in cui si evidenziavano diverse patologie legate all'intestino, cioè si evidenziava come alcune malattie del cuore siano legate all'intestino, addirittura, cosa che io, per quanto riguarda le patologie del cuore era già chiara la relazione tra l'intestino e le anomalie, le cardiopatie. Addirittura si evidenziava una recente scoperta nella quale si metteva in evidenza come pazienti obesi che poi riescono a dimagrire riprendano il loro peso corporeo, i loro chili, diciamo, persi, perché favoriti da un microbiota intestinale. Che significa da un microbiota intestinale? Significa che questi batteri questi pazienti hanno una particolare flora intestinale che favorisce l'obesità. Il discorso è molto complesso, per cercare di trasmetterlo dovremmo premettere che la flora intestinale è costituita da numerosissime famiglie di germi. Alcune famiglie di questi sono prevalenti e altre famiglie sono secondarie. La maggior parte di queste famiglie di germi sono simbiontiche. Che significa simbiontiche? Ci apportano dei vantaggi, anzi abbiamo dei vantaggi reciproci. Noi diamo dei vantaggi a loro, cioè li alimentiamo, e loro ci danno degli altri vantaggi, soprattutto per quanto riguarda il sistema immunitario. E non solo però. Nell'ambito di queste famiglie di germi c'è anche una piccola percentuale che può provocare malattia, per esempio la Candida, di cui si parla tanto, l'Escherichia coli, pazienti che magari soffrono di cistite sentono ricorrere il nome dell'Escherichia coli. Candida e Escherichia coli, che non sono le uniche famiglie che possono provocare malattia, vengono normalmente aggredite dall'uso di antibiotici. Che significa vengono normalmente aggredite? Significa che la Candida e l'Escherichia coli sono dei germi, dei batteri intestinali che dovrebbero vivere nell'intestino e che portano malattie quando si riproducono in eccesso. E quando è che si riproducono in eccesso? E perché si riproducono in eccesso? Si riproducono in eccesso quando le famiglie di germi, di batteri buoni, non sono più in grado di riprodursi, oppure non sono in grado di essere numericamente a posto. Voglio portarvi un esempio che in genere porto. Immaginiamo di essere 5 persone chiuse in una stanza dove viviamo. Queste 5 persone siamo bene armate, fuori dalla porta ci sono 2 persone le quali vogliono entrare dentro, però non entrano. Perché non entrano? Perché sanno che noi siamo in 5 bene armate. Quando quelle 2 persone sanno che non siamo più in 5, ma uno è andato via, oppure l'altro è andato via, oppure che litighiamo tra di noi, cosa fanno? Chiamano i loro amici e entrano loro. Lo stesso succede nell'intestino. Quando la flora batterica prevalente è in situazione ottimale, tutto va bene. I germi cosiddetti patogeni, che non sono patogeni,
ma sono potenzialmente patogeni. Che significa potenzialmente patogeni? Significa che possono provocare malattie, come quelle 2 persone fuori possono entrare, però non entrano. Lo stesso la Candida, l'Escherichia coli, altri parassiti possono riprodursi, però non lo fanno, non riescono a farlo perché ci sono quelli buoni in prevalenza numerica. Quando quelli buoni non riescono più a riprodursi o vengono distrutti da una strage di antibiotici che noi prendiamo, da una strage di cortisone, da antinfiammatori in eccesso, con questo non voglio affermare che non bisogna al momento giusto prendere l'antibiotico o l'antinfiammatorio, però al momento giusto e nella dose giusta. Quando questi buoni si trovano in situazioni di disagio, perché noi viviamo una situazione di stress protratto, quello che viene chiamato distress, lo stress fa bene alla salute, in modica quantità, nel senso se io ho un lavoro che mi piace e così mi impegna, alla fine della giornata sono magari stanco e anche un po' stressato, però mi ha fatto bene quello stress perché stimola determinati ormoni che mi danno carica. Se lo stress è protratto nel tempo per mesi, io ho il capo ufficio che mi tormenta, ho il figlio che mi pone problemi, ho l'amico con una malattia grave e quindi mi turba, allora lo stress protratto provoca disagio della flora intestinale, come lo provocano i metalli pesanti, come lo provocano gli estroprogestinici e così via. Quindi capirete e vedete che ci sono diversi fattori che possono turbare l'equilibrio di della flora intestinale. Ma perché è così importante questo equilibrio? È importante perché alla flora intestinale sono legate diversi aspetti della nostra salute, però ve ne elenco 2 o 3, che non sono i più importanti, ma sono quelli, diciamo, su cui noi vogliamo attualmente prestare attenzione. Prima di tutto, la flora intestinale è preposta all'immunità. Se c'è un disagio, c'è anche un impazzire della flora intestinale e molte malattie autoimmuni. Che significa malattie autoimmuni? Significa che si formano anticorpi contro parti del nostro stesso organismo. Cioè, per esempio, la tiroidite è una patologia autoimmune, l'artrite è una patologia autoimmune e così via, le glomerulonefriti. Quindi molte patologie autoimmuni sono legate a questo impazzire degli anticorpi del nostro sistema intestinale che poi si scagliano contro gli stessi organi del nostro organismo. Che ruolo hanno quindi la flora intestinale? Mantiene integro il sistema immunitario, mantiene integra la parete dell'intestino. Se la parete del nostro intestino non è sufficientemente integra, perché la flora intestinale dà un ricambio alla parete, alla mucosa, passano tossine che poi circolano nell'organismo e colpiscono l'organo più delicato. Quindi ci sono, anche se sembra paradossale o assurdo quello che vi sto dicendo, ci sono molte patologie, tra graffette moderne, tipo le crisi di panico, tipo l'incremento delle sindromi ansioso-depressivo, tipo le intolleranze, che non sono allergie, ma le intolleranze alimentari, sono legate a questa alterazione della flora intestinale. Riagganciandoci alla mia affermazione iniziale, cioè è stato visto che persone obese, ripeto, l'ultimo numero della rivista del giornale di biologia, lo affermano i ricercatori, è stato visto che persone obese tendono nuovamente a riacquistare i chili perché ci sono dei batteri intestinali che sono, diciamo, in situazione che fanno assorbire più del necessario. Fermo restando che magari molte persone
sono in sovrappeso perché abbondano con l'alimentazione, che è un altro dei grossi problemi della nostra società, non guardare quello che si mangia e non guardare nel senso non valutare quello che si mangia, eccedere con gli zuccheri, con le farine raffinate, anche questa è una causa importante di alterazione del sistema immunitario intestinale. Quindi molte persone che sono in sovrappeso o obese non riescono, scusate, non riescono a contenere l'alimentazione o non vogliono o non sanno contenere l'alimentazione, però ci sono delle persone che in effetti in relazione a quello che mangiano cioè, ingrassano troppo e questo, come vi dicevo, pare sia legato ad alcuni batteri intestinali. La situazione di disagio della flora batterica intestinale è causa di molte patologie, molte malattie che vengono anche purtroppo aggredite con gli tipo pazienti, come dicevo prima, con la cistite che hanno l'Escherichia coli sempre presente, si dà sempre antibiotico, o pazienti con lo stafilococco, o pazienti che hanno vaginiti recidivanti. Più che aggredire il batterio cosiddetto patogeno, bisognerebbe pensare a riequilibrare l'intestino. Buona parte di questi pazienti infatti notano che hanno sempre la pancia gonfia, che le feci non sono regolari e anche se sono regolari non hanno problemi di stitichezza, hanno feci molto maleodoranti, sono tutti segnali o segni di disbiosi, intendendo per disbiosi, come vi dicevo, l'alterazione del rapporto tra le varie famiglie di germi. Curare una disbiosi o una situazione di disagio delle famiglie di germi intestinali non è semplice perché richiede molta attenzione sia da parte del medico che da parte del paziente. Il paziente deve pensare che deve seguire una dieta corretta nella qualità per diversi mesi, non può ipotizzare di stare a dieta 20 giorni, un mese e poi tutto torna come prima. Quindi la qualità dell'alimentazione è fondamentale, eliminare determinati tipi di alimenti. Il medico normalmente che si occupa di disbiosi intestinale agisce secondo dei protocolli che sono stati messi a punto soprattutto dalle scuole mediche del nord Europa e che consistono in più fasi. C'è una prima fase di depurazione del fegato che è importante perché le tossine dell'intestino vanno a finire direttamente nel fegato, quindi quando c'è una situazione di disagio della flora intestinale è importantissimo la depurazione del fegato. È importante la disinfezione dell'intestino, ma non con gli antibiotici, con altre tecniche che sono soprattutto degli estratti di piante, degli oli essenziali che creano una situazione di, diciamo, non buona sopravvivenza, soprattutto dei germi patogeni, che però anche sia gli oli essenziali che gli estratti di piante però possono anche ledere le famiglie di germi buoni. Quindi dopo questa fase di disinfezione, possibilmente, anzi senza antibiotici, si passa alla fase di ricolonizzazione. Queste su grossi linee sono le fasi che il medico cerca di attuare quando tratta una disbiosi intestinale. Chiaramente il tutto è stato molto sintetizzato perché, per esempio, io che mi occupo di ozonoterapia da decenni, interviene anche l'ozono, si fanno delle piccole autotrasfusioni, si chiamano piccole autotrasfusioni, che consistono in un prelievo di sangue con l'ozono e reiniettato in muscolo, è un autovaccino, quindi ci sono altre tecniche. Però io mi sono soffermato soprattutto sull'alimentazione e sulle terapie così di riequilibrio di tipo fitoterapico.
L'argomento è abbastanza vasto, lo riprenderemo in un secondo momento. Intanto spero di non avervi tediato. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Grazie, buongiorno. Avete visto ed ascoltato la rubrica Ozonoterapia e A cura del dottor Leonardo Pentivolpe.